Leandro Maggi presenta Polesine, la terra più giovane d'Italia. Viaggio tra la gente, tra i suoi costumi e le sue tradizioni. Questa settimana siamo a Rosolina. Rosolina è certamente il più famoso centro turistico del Polesine. L'80% del turismo della nostra provincia arriva appunto qui. Rosolina è anche un grosso e importante centro per l'agricoltura e la pesca. Questo fa di Rosolina uno dei paesi più virtuosi del Veneto intero. L'attività principale comunque dagli anni 60 è il turismo, il quale si concentra nel centro di Rosolina Mare e nell'isola di Albarella, collegata alla terraferma da una striscia di terra di 12 km, solcata da una strada e da un ponte mobile. Oggi conosciamo assieme i protagonisti di questa città, perla di tutto il Veneto. Vitale, sindaco neoeletto qua a Rosolina. Allora, dal suo punto di vista, come va questa città? È una città in fermento, una città stanca, una città che dà soddisfazioni? Allora, è una città che è in grande fermento e che dà molte soddisfazioni proprio per la voglia di valorizzare quello che è il patrimonio naturale che abbiamo nel nostro territorio. La vocazione principale di Rosolina è più agricola, è più commerciale o è più turistica? Allora diciamo che io direi che entrambi le parti sono così che si eguagliano, incentivando molto il turismo proprio perché l'agricoltura come in Caterina sta attraversando un momento di crisi e quindi l'aspetto turistico sta dando delle motivazioni in più. Il nostro territorio è senz'altro a vocazione turistica, però bisogna riconoscere che è nato dalla orticoltura. Abbiamo parecchi ettari di terra lavorati ad orticoltura, che anche questo settore purtroppo sta attraversando un periodo un po' particolare, che comunque so che sono attivi, si stanno interessando per sviluppare proprio questo settore. Avete avuto la fortuna da parte di Legambiente di avere le 3 famose vele, però questo non è molto conosciuto, penso a livello nazionale. È problemi di immagine, di promozione o cosa? Certamente che sono problemi di promozione, proprio quello che dicevo prima, sono problemi di promozione. Questa amministrazione comunale si fa carico di questo problema e vuole interessarsi affinché il nostro territorio sia conosciuto. Noi abbiamo avuto queste 3 vede, ma perché? Per l'ambiente, per la spiaggia, per l'acqua, per il territorio. Ma tutte queste cose sono state riportate solamente un piccolo trafiletto dei giornali quotidiani e basta. L'amministrazione comunale su questo sta lavorando proprio per far conoscere le nostre realtà Rosolina e Albarella. Albarella fiora l'occhiello di Rosolina. Si spendono le stesse energie per Albarella anche per Rosolina Mare o diciamo che è la privilegiata di queste energie spese Albarella? Sono 2 territori che fanno parte del comune di Rosolina. Naturalmente l'isola di Albarella è un'isola privata, pertanto amministrata dal presidente di Confindustria, la dottoressa Emma Marcegaglia. È un condominio, un mega condominio che amministra e gestisce il territorio tramite i propri condomini. Rosolina Mare invece, essendo un territorio pubblico, il comune si sta interessando, si sta attivando per questo. Possiamo dire che l'80% del turismo della provincia di Rovigo si tiene a Rosolina Mare ed Albarella. Abbiamo diverse strutture ricettive, tra cui 6 campeggi villaggi turistici, di cui uno ha una capienza di circa 6.700 posti letto. Abbiamo diversi alberghi, diverse strutture e per questo in questo momento che si sta attraversando così un momento di particolare difficoltà economica, l'amministrazione comunale si sta interessando per rendere più favorevole il turismo nella nostra località e per farlo conoscere al mondo. C'è nulla da dire. Bene, bene. Siete un po' bianche però, eh? Sì, io sì. Ben arrivate? Sì. Anche te. Rosa Pineta perché? Perché c'era la zia. Solo per quello? Mi dispiace, sì. Cosa faresti per migliorare questa spiaggia qua? Nulla, perché è carina così. Carina così. Vabbè. Sì. Anche a te, se vedremo una persona rossa fra una settimana, sei tu. Sì, purtroppo parto dopodomani, per cui non sarà possibile. Ciao.
my friend from Germany. Come va? What do you do? No? Italia è bella. Ciao. Allora, signora con bambino regolamentare. Per i bambini qua stanno bene? Stanno benissimo. Allora, Sì. e tu dove sei? Io sono di Vicenza, provincia di Vicenza. Secondo te questa qua è la spiaggia dei Veneti oppure tutta Italia viene qua? No, non tutta Italia perché lasciamo stare i motivi. Comunque sì, tanti veneti sì, tanti dall'est, adesso ne vedo, tanti. Bene o male? Pum. La nostra spiaggia è una spiaggia per famiglie e per bambini. E diciamo che per il giovane non offre molto, però chi è stato nelle coste romagnole, nella costa romagnola e che ha bambini è ritornato qua da noi e si trova meglio perché abbiamo spazi molto ampi, una pineta molto bella, quindi non c'è il pericolo di perdersi in mezzo al traffico, è una località molto tranquilla. Il turismo straniero che viene è un turismo ricco oppure diciamo che abbiamo perso la fetta dei turisti ricchi tipo Germania, Francia? Beh, quest'anno abbiamo un ritorno di tedeschi che un paio d'anni fa erano letteralmente spariti. Quest'anno abbiamo in aumento i tedeschi, abbiamo anche le famiglie italiane, diciamo è un ceto medio e insomma la cosa è in ripresa, diciamo. Ecco. Oh, che bella signora! Da quanti anni viene qua a Rosa Pineta? Da 6 anni. 6 anni, tutti gli anni. Contenta? Però è da tanti anni che la conosco, venivo anche quando ero ragazza. Dov'è lei? Di Padova adesso. E il padovano è più attratto a Sottomarina, Rosa Pineta o le spiagge del Delta? Ma uguale, su per giù. Su per giù. Siamo alla natura? Viene qui. Se invece vuole cemento armato va in giro dove c'è il cemento armato. Qualcuno contesta il fatto che a Rosolina c'è una ricettività ferma forse agli anni 60-70 e c'è da parte dell'amministrazione comunale uno sprone per aggiornare un pochino le strutture ricettive o no? Ma questo è un impegno che il comune e gli operatori turistici hanno obbligo. Rosolina Mare, una gran parte delle strutture, parliamo di strutture ricettive, Villaggio Nord, Villaggio Sud, Villaggio Serenella, Campi Vittoria, ex del Villaggio dei Francesi, sorgono su aree demaniali marittime. Aree demaniali marittime che hanno una concessione che dura fino al 2015. Queste aree vengono rinnovate se gli operatori fanno degli impegni, cioè si impegnano a rinnovare e mantenere le strutture come si deve. Bisogna dare atto anche all'amministrazione passata che ha organizzato un centro congressi meraviglioso, che ha fatto una viabilità eccezionale tipo la via Trieste. Il grande progetto è quello di valorizzare il Piazzale Europa, che è un po' la parte vecchia di Rosolina Mare, che negli ultimi anni, grazie alla pista romantica, alla passeggiata sul mare e alla via Trieste, sono stati i lavori che hanno riqualificato Rosolina Mare. Quindi adesso il nostro sforzo è mirato proprio a far partire il Piazzale Europa proprio come risposta al turismo dei giorni d'oggi. Quante ore starai sotto? No, poco, penso che nel giro di un quarto d'ora massimo avrò finito. Però se si poteva prendere un'immagine migliore, visto che è la prima volta che vado in televisione. Esatto. Cosa trovi qua a Rosa Pineta? Cosa ti piace? Ma è bello, c'è tanta gente, si può dire che è anche multietnico secondo me. C'è tanta gente, diciamo sono arrivata ieri quindi c'è un bel sole, si mangia bene, per cui meglio di così, cosa si può volere di più dalla vita. Se voi vedrete una persona rossa con le treccine, sarà lei. Esatto. Ti piacciono, tu fai le treccine? Le segni con la penna. Sì, gratis, senza pagare. E ciao. Fai girare a te telecamera. Sì. Bene o male? Scarsissima. C'è gente, c'è movimento secondo te? Sì, qualcosa c'è, però mancano i soldi. Dicevano che Rosa Pineta, uno dei problemi è che ha un turismo che non spende molto. È una verità o? Sì. È vero, è vero. No, guarda, noi siamo stati anche ad Albarella, che tutti dicono che è un turismo d'élite, però anche là spendono poco. Beh, figurati. Fai il paragone. Se lì è l'elite spendono poco. Alien. That was Danish. Denmark? Italia. From Denmark. Compliments. Thank you.
La prima volta che vengo in vacanza a Rosolina. Ci ritornerei. Quanti giorni è che sei qua? Un villaggio, col camper ci vengo spesso. E quindi la conosci un po'. Allora, da osservatrice che mordi e fuggi, cos'è che cambieresti qua? E il paese c'è pochino, in paese c'è proprio poco. E la gente di Rosolina cosa ti sembra? Simpatica, però ci sono pochi giovani, pochissimi Dici giovani. che è una spiaggia per famiglie questa? Sì, per bambini, più per bambini che per giovani, diciamo, ecco. Abbiamo scoperto una chioggiotta qua a Rosa Pineta. Sai che se lo sanno a Sottomarina si arrabbiano? Sì, lo so, ma non mi interessa. A te piace Rosa Pineta? Sì. Rispetto a Sottomarina che differenza c'è? C'è più verde. Basta? Più verde, la gente è migliore. Mercato etnico qua, come va? Spendono? Ah, ma spendere poco però, pochissimo anche. Tu dove sei? Senegal. Allora, lo chiediamo spesso. Secondo te noi italiani siamo tolleranti o mica tanto? Cioè, li accettiamo bene? Tolleranti? Sì, caro. Come no? Sei contento? Sempre. Rispetto ad altri paesi che hai visitato, in graduatoria come siamo noi italiani? Sì, ma abbastanza bene. Sì, caro. Ci fa piacere. Grazie. I tempi della politica come sono più dilatati rispetto ai suoi tempi tecnici? Sono tempi che nel mio modo così normale di tutti i giorni non vanno tanto d'accordo, però avendo un buon staff come dipendenti comunali, una buona classe di dirigenti, piano piano ci stiamo così mettendo assieme proprio per far sì che i tempi imprenditoriali vengono miscelati con quelli pubblici. Ultima domanda, secondo lei come può con un aggettivo descrivere i suoi concittadini? I miei concittadini sono persone dal grande cuore e soprattutto dalla gran voglia di fare, proprio perché Rosolina si sente una parte così importante del nostro territorio che è il Parco del Delta. Quindi persone sempre sulla breccia e che non disdegnano mai di fare qualche sforzo in più perché l'economia possa dare la soddisfazione che Rosolina merita. I got a nice guitar and ties in my car. I got most of the means and scripts for the scenes. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that. Food in my belly and a license for my daddy, and nothing's gonna bring me down. I'm on a road that hard.